Sono durate fino a notte fonda e riprese alle prime luci dell'alba di oggi le ricerche del 47enne di cui non si avevano notizie dalle 13 di ieri. L'uomo è stato ritrovato privo di vita nella gola del torrente Maè, 150 metri circa a valle della passerella di Igne. Il 47enne di Belluno era uscito dalla Proconda ieri alla fine del suo turno di lavoro e non era rientrato a casa. L'allarme è scattato attorno alle 18 e ha mobilitato il soccorso alpino di Longarone. L'auto dell'uomo è stata ritrovata parcheggiata nelle vicinanze della passerella di Igne e lì si sono concentrate le ricerche. L'Enel ha regolato il deflusso dell'acqua della diga di Pontesei e questo ha permesso al gruppo Forre del soccorso alpino di calarsi nella gola e scenderla a piedi. All'attività hanno preso parte i vigili del fuoco e il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Auronzo e Cortina, oltre a una unità cinofila molecolare. Questa mattina purtroppo le speranze di ritrovare l'uomo in vita sono svanite. La salma è stata ricomposta e issata dall'elicottero che l'ha trasportata fino al campo sportivo di Igne per essere affidata al carro funebre. L'uomo lascia i genitori che risiedono a Longarone.